Oh, potete alzarvi in piedi per favore? Lo sposo arriva con sua mamma. La sposa è arrivata? Non lo so. Ok. La sposa è sempre in Italia. Bene, finalmente è qui. Oggi è un giorno particolare, un giorno speciale, una domenica speciale. Siamo qui per unire in matrimonio due giovani della nostra comunità, Daniele e Alex, e vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore. È una gioia per noi. Qui questa mattina si unisce e si crea una famiglia nuova in Cristo. E questo è meraviglioso. Vogliamo cantare un cantico, il primo canto che noi canteremo questa mattina. Sono canti che hanno scelto gli sposi, quindi sono veramente molto, molto belli. Chi io e io in cielo fuor di te. Ed è meraviglioso sapere che il Signore è con noi in ogni momento della nostra vita. In modo particolare quando una famiglia inizia a crescere, quando una famiglia si inizia a formare, abbiamo bisogno della guida del Signore nella nostra vita. Siete d'accordo? Abbiamo bisogno di Dio al centro della nostra vita. Allora cantiamo questo canto.
richiesta importante per un matrimonio, è una richiesta molto importante per formare una famiglia. Questo è un matrimonio cristiano. Questa mattina loro sono qui per celebrare il loro matrimonio non soltanto civilmente, perché sarà anche una funzione civile, in quanto come ministro di culto posso celebrare anche un matrimonio civile, ma soprattutto è un matrimonio religioso, cioè è qualcosa che vogliono fare davanti a Dio e vogliono chiedere la benedizione di Dio sulla loro casa, sulla loro famiglia. Chi ho io in cielo fuori di te? Ed è meraviglioso sapere che abbiamo un Dio in cielo che si prende cura di noi. È importantissimo questo. E non voglio altro che te, Signore, perché Cristo deve stare al centro della famiglia cristiana, deve vivere in mezzo a una famiglia, deve essere quella corda a tre capi, perché una corda a tre capi non si rompe facilmente. E possiamo anche ringraziarlo. Difatti il prossimo canto che loro hanno scelto è intitolato proprio Gratitudine, che è meraviglioso questo canto, è uno dei miei canti preferiti, Gratitudine. Dobbiamo essere grati a Dio, siete d'accordo? Dobbiamo essere grati a Dio. Se noi questa mattina siamo qui, dobbiamo essere grati a Dio. Se noi respiriamo, dobbiamo essere grati a Dio. Se questa mattina noi ci siamo alzati, abbiamo potuto vedere un nuovo giorno, siamo potuti arrivare qui, dobbiamo essere grati a Dio, perché nulla ci è dovuto. Se abbiamo un appartamento, una casa, abbiamo un'auto, quello che noi abbiamo, lo stessi vestiti che abbiamo addosso, dobbiamo essere grati a Dio. E questa mattina vogliamo veramente ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore, perché Egli è degno di ricevere la lode da ognuno di noi. È bello sapere apprezzare le cose di Dio, che Dio ci dà. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia.
alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, Come non possiamo lodarti, Signore, come non possiamo benedire il tuo nome, Signore. Proprio come il salmista vogliamo dire all'anima nostra, ognuno di noi: anima mia, benedici l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici, perché Egli è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che ti corona di benignità e di compassione, che sazia di bene la tua anima. Gloria a te, Signore, grazie per questo giorno. Grazie perché tu hai voluto questo giorno, era già prescritto nel tuo libro e noi ti ringraziamo e vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore perché tu sei degno di essere lodato. Grazie perché siamo certi che la tua presenza è qui in mezzo a noi per benedire questo culto, per benedire questi sposi, Signore, perché la tua benedizione è quella che dura in eterno. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, alleluia. Vogliamo cantare l'altro canto di preghiera? Gloria a te, Signore. Alleluia. la tua presenza in me è l'aria che respiro. Cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. La tua presenza in me è l'aria che respiro. Cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore.
Fratello Mariano, di venire avanti. Alleluia. Alleluia. Signore, grazie per questo giorno speciale, questo giorno particolare, Signore. Grazie perché siamo qui con Daniela e con Alex per celebrare, per suggellare questo giorno davanti a Te, Signore. Grazie per questa coppia, Signore, che ha deciso di unirsi e di portare avanti, Signore, nella propria casa, nella propria famiglia, il Tuo nome, Signore. Benedici questi giovani, Signore, falli Tu prosperare, Signore, che il Tuo Spirito Santo sia sempre con loro, nelle difficoltà, nei problemi, nelle gioie, in ogni momento, Signore. Grazie perché possiamo testimoniarlo, Signore. La vita con Te è qualcosa che vale la pena di essere vissuta. Il matrimonio con Te è qualcosa che vale la pena di essere vissuto, Signore. E questo è il nostro augurio, è la nostra speranza, è la nostra benedizione per questi cari che ci sono uniti davanti a Te. Amen. Voglio Tu benedire ognuno di loro, le loro case, le loro famiglie, il vuoto che magari lasceranno nei propri familiari, consolali Tu, Signore. Alleluia. E che questo giorno possa essere un giorno di gioia e di benedizione, come i giorni che verranno. E noi Ti ringraziamo perché Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. No? No? Gloria a Dio. Vogliamo dare il benvenuto ad ognuno di voi. Voglio ringraziarvi personalmente di essere qui questa mattina. È qualcosa veramente di straordinario, di speciale, in modo particolare per i tempi che stiamo vivendo, che stiamo attraversando. Stiamo vivendo veramente tempi molto difficili. Ci troviamo veramente ogni giorno a vedere delle disgrazie che capitano, ma due giovani che si amano è meraviglioso. Ed è un amore puro, perché sono cristiani con la C maiuscola. Sapete che cristiani non si nasce, cristiani si diventa. È una scelta. Noi possiamo nascere in una famiglia dove ci hanno insegnato, dove ci hanno inculcato il cristianesimo, ci hanno dato dei buoni insegnamenti, ci hanno parlato di Gesù, ci hanno insegnato, ma il cristiano è colui che ha conosciuto Cristo. Il cristiano è colui che ha sperimentato Cristo, colui che lo ha scoperto, lo ha realizzato nella propria vita. Perché Cristo Gesù è risorto, siete d'accordo? Noi qui questa mattina il nostro culto è celebrato in spirito e verità, perché sono i culti che Dio adora e ama. Perché Gesù disse alla donna samaritana: l'ora viene, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è spirito ed Egli è in mezzo a noi questa mattina. Perché la sua parola lo dice: dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questa mattina siamo più di 2 o 3. Però la cosa importante, se voi vi ricordate, il primo miracolo che Gesù ha compiuto, dove l'ha compiuto? Il primo miracolo. L'ha compiuto alle nozze di Cana. L'ha compiuto proprio in un matrimonio. E ha cambiato l'acqua in vino. Chissà perché molti matrimoni dopo diventano annacquati. E Gesù è l'unico che può cambiare l'acqua in vino. Inizia in un matrimonio, il miracolo, perché è proprio lì dove c'è bisogno della sua presenza, dove un matrimonio deve essere veramente costruito con la gioia del Signore e dove la sua presenza è al centro in una famiglia e una casa. Quello che vi parlerò proprio adesso. Voglio parlarvi dell'importanza e mi sono chiesto, stamattina e anche ieri mi chiedevo, ho celebrato proprio 2 mesi fa, no? Mi sembra il matrimonio di tua, eccola qui, alla nostra destra, di tua sorella. E a me non piace ripetermi, non mi piace portare lo stesso messaggio, non mi piace, perché io credo che ogni messaggio ad un matrimonio viene rivelato da Dio il messaggio per ognuno di voi. Siete d'accordo? Cioè io ricordo ancora quando io mi sono sposato, 37 anni fa ormai, grazie a Dio,
37 anni il Signore è stato fedele con noi in tutti questi anni. Io ricordo ancora il pastore quello che aveva predicato al mio matrimonio. E ogni volta che magari c'è qualcosa, che passiamo dei momenti particolari, io mi ricordo il messaggio che il pastore ci diede al nostro matrimonio. E lui in quell'occasione predicò che nella nostra vita, nella vita matrimoniale, e una famiglia che si sta costruendo insieme, andranno incontro a rischi, a problemi, a situazioni difficili. Perché? Perché in ogni famiglia poi si vanno incontro ai problemi, alle situazioni difficili. E lui predicò proprio quel passo in Isaia che dice: quando attraverserai per delle acque, essi non ti sommergeranno. Quando attraverserai il fuoco, egli non ti consumerà, perché io sono con te. E allora ogni volta mi veniva in mente che il Signore ci aveva preannunciato che avremmo attraversato le acque difficili, che avremmo attraversato dei momenti infuocati, ma Lui ci ha promesso che sarebbe stato con noi. E così è stato in 37 anni. Dio è stato sempre con noi. Pensate che in 37 anni non ci siano stati problemi, momenti difficili? Certi che ci sono stati. Però una cosa è sapere che colui che ci ha fatto la promessa non è mancato ad essere fedele con noi. Noi a volte siamo infedeli con Lui, ma Lui è sempre fedele con noi, perché il nostro Dio è un Dio d'amore. Pensate che Lui ci ha amato a tal punto da donare suo Figlio ad ognuno di noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo, anzi un'altra traduzione dice ha donato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Voi donereste vostro figlio per qualcuno che non amate? Cristo ci ha amati quando noi eravamo ancora morti nei falli e nei peccati. E quando più ancora adesso Cristo ci ama, Dio ci ama di un amore eterno. E allora mi sono chiesto che messaggio posso dare. Allora poi l'altra domanda è stata: ma se Gesù fosse fisicamente qui presente e tutti quanti noi lo potessimo vedere, che messaggio darebbe agli sposi questa mattina? Che cosa direbbe Gesù a loro? Bella domanda, vero? Ecco, allora io credo che il passo che il Signore ha messo nel mio cuore è riportato proprio in modo particolare in Luca al capitolo 6 dal 46 al 46 in poi, fino al 49. Se avete le vostre Bibbie apritele, se no altrimenti so che è stato già proiettato là davanti, vero? Ce l'avete lì? Allora, ora perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Qui è Gesù che sta dicendo: voi mi chiamate Signore, Signore. Il cristiano sa che Gesù è il Signore, siete d'accordo con me? Gesù è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Però dice: voi mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico. Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. A chi è simile? Vi mostrerò. Ed ecco che Gesù sta parlando a voi due questa mattina e vi dice: ok, adesso se voi siete venuti a me, io vi mostrerò, voi se fate quello che io vi sto dicendo, a chi sarete simile. Bello, vero? Ci siete? Ok. Egli è simile a un uomo che costruendo la casa ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. Ed è venuta la piena, il torrente ha investito quella casa, ma non l'ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamenta. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la rovina di quella casa è stata grande. Gesù sta dicendo questa mattina, perché sta parlando, vedete, lui è il sommo architetto. Gesù è l'architetto, è colui che costruisce. E lui sta dicendo:
Se tu ascolti le mie parole, sei simile a un uomo che stai costruendo una casa. Voi due questa mattina state costruendo una casa, state costruendo una famiglia. E la casa deve essere, quando viene costruita, la prima cosa che si fa quando si costruisce una casa, penso che lo sapete, l'avrete visto, se non avete costruito una casa, ma sicuramente avete visto come si costruisce una casa, si fanno le fondamenta. E le fondamenta devono essere solide. Perché se le fondamenta non sono solide, quella casa crollerà, non resta in piedi. Quindi sta dicendo che lo sposo, la sposa hanno scavato. Che cosa vuol dire questo scavare? Hanno deciso di piantare la loro casa su di me, perché io sono la roccia. Un matrimonio cristiano è un matrimonio. Voi questa mattina siete venuti qua e non siete venuti davanti a un ministro di culto, ma questo matrimonio lo state celebrando davanti a Dio. E questo deve essere chiaro, perché il matrimonio davanti agli uomini vanno e vengono, ma il matrimonio davanti a Dio vi assumete una responsabilità, e la responsabilità è importante. Il nostro Dio è un Dio dei patti. Il nostro Dio è un Dio che mantiene i patti, e il matrimonio è formato da un patto. Difatti dopo vi leggerò gli articoli di legge e vi leggerò anche, vi dirò davanti a Dio, se tu vuoi prendere per moglie e lei vuole prenderti per marito, ma la parola di Dio ci dice che Lui è presente in mezzo al matrimonio e ascolta quello che vi dice, ma ancora di più il Signore ha letto il vostro cuore. E quindi è un patto. Il nostro Dio è un Dio dei patti. Il patto che ha fatto il Signore con l'umanità, se ve lo ricordate, dopo che è venuto il diluvio, e ogni volta che noi guardiamo l'arcobaleno ci ricordiamo che Dio ha fatto un patto che non avrebbe più mandato il diluvio sulla terra. È un patto che ha fatto con l'uomo e quel patto lo mantiene e lo manterrà fino all'ultimo giorno, perché è scritto nell'Apocalisse che dietro al trono di Dio, quando saremo nel suo regno, ci sarà quest'arcobaleno e ci ricorderemo che Dio è fedele. Passano gli anni, passano giorni, mesi, anni, ma Dio mantiene la sua fedeltà. Lui è fedele. E allora dice che ha scavato in profondità, e allora ecco che vi dice che è venuta la piena, cioè verranno dei momenti difficili sulla vostra vita, sulla vostra famiglia, sulla vostra casa. Ci saranno momenti difficili, però dice il torrente ha investito quella casa, ma non l'ha potuto crollare, non l'ha potuta abbattere. Perché? Perché la vostra casa è piantata sulla roccia. È vero, arrivano momenti difficili e quanti lo possiamo testimoniare? Sono arrivati dei venti impetuosi nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Forse avrà rotto qualche tapparella, io lo dico sempre, no? Avrò rotto qualcosa, il vento è entrato in casa, avrà rotto qualcosa nella casa, forse ha spazzato via qualcosa, ma la casa è rimasta in piedi. Il problema è, se invece voi ascoltate questa mattina la parola, ma non fate il fondamento Cristo nella vostra casa, e allora quando verranno i momenti difficili, quella casa non starà in piedi, perché non avete Cristo in mezzo a voi, non avete Cristo al centro della vostra famiglia, come fondamento del vostro matrimonio. Una famiglia cristiana, una famiglia che ha conosciuto Cristo, ama la moglie. Una famiglia che ha conosciuto Cristo, la moglie ama il marito. Cristo ci ha dato un esempio, l'Apostolo Paolo ci dà un esempio del matrimonio. Sapete, il matrimonio è stato istituito da Dio, e il primo matrimonio che noi lo troviamo nel giardino dell'Eden. La donna è stata fatta per ultima, ma non perché sia l'ultima, perché è la cosa più bella. È stata fatta per ultimo e l'ha data all'uomo Dio, perché ha visto che l'uomo senza la donna era perduto. E si dice la scrittura, che dice la parola di Dio, che egli ha dato il matrimonio istituito da Dio, dice che l'ha dato all'uomo, e dice che l'ha dato affinché fosse quell'aiuto convenevole, non conveniente. Attenzione, convenevole. La donna completa l'uomo, l'uomo è completo nella donna. L'uomo senza donna, io credo che non ci saremo neanche noi qui questa mattina, perché è quel meraviglioso dono che Dio ha dato alla donna, quello di avere figli.
È meraviglioso, è qualcosa di incredibile. Ogni volta che mi sono trovato a andare in ospedale, al nido, a vedere tutti questi bambini, questi neonato, e vedere che è uscito da un grembo di una donna, è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Contemplo, vedo quelle unghie, quelle piccoline, tutte quelle cose, dico, ma com'è possibile che si è potuto creare qualcosa di così meraviglioso e stupendo nella vostra vita? Oggi i vostri genitori vi vedono uomini, donne, ma vi hanno visto nascere, crescere e hanno passato dei momenti particolari, difficili, anche momenti di paura, di panico. So che tu hai avuto un incidente, e mi immagino tua madre, quello che ha potuto vivere, la situazione, ma oggi è qui e sta vedendo suo figlio che si sposa. È un dono di Dio. È un dono di Dio, è una grazia di Dio. Avere tanti figli e vederli sposare, e vederle sposare uomini e donne di Dio, è un dono meraviglioso, è importante. La Bibbia inizia con un matrimonio nel giardino dell'Eden, guardate, e finisce con un matrimonio che noi troviamo nell'Apocalisse. Inizia con un matrimonio e finisce con un matrimonio nell'Apocalisse, perché Gesù verrà a prendere la sua sposa. E questo lo troviamo in Apocalisse capitolo 19, versetto 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stata data di vestirsi di lino fino, risplendente. Eppure, perché il fino sono le opere dei giusti e dei santi. È meraviglioso come parla la scrittura della sposa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ama la Chiesa. Moglie, amate i vostri mariti, come la Chiesa ama Cristo. Vedete come mette in evidenza l'atto del matrimonio. Quando Gesù tornerà, verrà a prendere la sua sposa. Io faccio parte della sua sposa, lo sai anche tu? Gloria a Dio, Lui verrà a prendere la sua sposa. È meraviglioso. Adesso perdonatemi se io voglio spendere 2 parole per quello che noi abbiamo vissuto, e lo voglio spendere proprio ad un matrimonio. Perché? Perché a volte in un matrimonio ci si alza la voce. Ci sono in alcuni casi qualcuno invece alza anche le mani. E questo è terribile. Non deve mai succedere una cosa del genere all'interno di un matrimonio, all'interno di una casa. Non deve esistere. Abbiamo assistito in questi giorni, abbiamo visto quello che sta succedendo, si è rivoluzionato un po' l'Italia per questa ragazza, questa Giulia, che è il fidanzato, un ragazzo sembra anche un bravo ragazzo, era un bravo ragazzo, ma è importante la stima e l'amore che si deve avere l'uno per l'altro. Il suo bene sarà il tuo bene, Alex. Daniela, il suo bene sarà il tuo bene. Se tu onorerai lui, sarai una donna onorata. Se tu onorerai tua moglie, sarai un uomo apprezzato, stimato. A volte mi fa male sentire che un marito parla male della moglie o la moglie parla male del marito, anche scherzando non va bene, perché mio marito, mia moglie è la mia migliore metà, è la parte migliore di me. E io parlo soltanto bene. E così viceversa. Se io parlo bene di mio marito, lo sto onorando davanti a tutti quanti gli altri. È difettoso? Certo che siamo difettosi. Chi non lo è? Chi non ha dei difetti? Ce li abbiamo. Ma facciamo attenzione. È molto bello quello che dice il Talmud. Forse l'avete già sentito, ma ve lo voglio dire al vostro matrimonio. Il Talmud è uno scritto antico ebraico recitato così. E state attenti a far piangere una donna, perché Dio conta tutte le sue lacrime, e la donna è uscita dalla costola dell'uomo e non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del fianco, per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata, stimata. È importante
che un uomo in una casa sappia fare l'uomo. Non è autoritario, è pieno d'amore, compassione, ci vuole molta pazienza. Il matrimonio fa parte della pazienza. Siete d'accordo? Quanti siete sposati qui? Siete d'accordo con quello che dico? È vero? Nel matrimonio scoprirai tutti i difetti. Alza la mano se è vero. Tutti i difetti. Inizierai a scoprire, perché quando non c'è la convivenza, nel fidanzamento è tutto bello. Poi inizi a scoprire e si iniziano a vedere i difetti. Si iniziano a vedere dove metti le scarpe la sera, come ti togli, e quando vai in bagno come tieni il bagno pulito oppure no, se schiacci il tubetto del dentifricio e queste sono solo delle cose, ma su queste cose non pensate, ci sono alcuni che hanno divorziato per queste cose. Hanno divorziato per queste cose. Ci si scopre qualcuno che russa e dice: ma se tu russavi me lo dicevi prima. Ti metti i tappi. No, quello che voglio dirvi questa mattina è che con l'aiuto del Signore, se il nostro matrimonio è fondato sulla roccia, è quel Cristo Gesù che ci ha dimostrato l'amore, quell'amore riempirà i vostri cuori. E allora avete un amore vero, profondo l'uno per l'altro. Allora avrete un affetto l'uno per l'altro che non è un affetto naturale, che non viene da quello che una persona come si comporta, ma viene dall'amore di Cristo. È una cosa importante quello che voglio dirvi questa mattina, perché ve ne avevo parlato anche quando ci siamo visti. Io mi devo assicurare che mia moglie sta crescendo nelle vie del Signore. Tu ti devi rassicurare che tuo marito sta crescendo nelle vie di Dio, perché se noi cresciamo nelle vie del Signore, noi diventeremo simile a Gesù. Quanti vorrebbero un marito che assomiglia a Gesù? Mamma mia, vero? Però cosa dice la parola di Dio? La parola di Dio dice che noi, contemplando come in uno specchio la gloria di Dio, siamo trasformati nella sua stessa immagine e somiglianza. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se io continuo a frequentare la comunità, continuo a leggere la parola di Dio, continuo a vivere al centro di una comunità dove viene predicato l'Evangelo, dove mi incontro con i fratelli, con le sorelle, dove i miei figli che Dio mi darà li porterò in chiesa, perché cresceranno nel timore di Dio, perché cresceranno con la parola di Dio nel proprio cuore. Tutto quello che noi stiamo vivendo adesso, ne parlavo proprio l'altro giorno, ne parlavamo in una salumeria in modo particolare, non ho potuto tacere e quindi ho iniziato a parlare, perché si parlava di quello che sta succedendo adesso, i giovani quello che stanno facendo adesso, ma in realtà se noi andiamo a vedere abbiamo le colpe. E quali colpe abbiamo? Innanzitutto, prima si parlava del timore di Dio. I nostri genitori ci insegnavano il timore di Dio, di avere timore di Dio. Dovevi andare in chiesa, che sia la chiesa cattolica, che sia la chiesa... Dovevi andare in chiesa, la chiesa ortodossa, ma dovevi andare in chiesa, dovevi seguire la chiesa, dovevi cercare di conoscere il Signore. È vero oppure no? Nelle scuole c'era il crocifisso, vi ricordate che c'era il crocifisso? Noi non siamo proprio tanto d'accordo di avere Cristo appeso lì alla croce, noi vogliamo che Cristo sia tolto dalla croce, ma che ci sia la croce va bene, ma non un crocifisso appeso, ma non importa, c'era il crocifisso e c'era l'ora di religione, vi ricordate? Poi è stato tolto completamente dalla scuola, perché? Perché non va bene, adesso non si possono fare più né il presepie né le cose, perché? Perché non si può fare più. Liberi, nella completa libertà di poter fare quello che vuoi. E allora poi ce la prendiamo. Con chi vuoi prenderla? Prima c'era un insegnamento all'interno delle case. E la parola di Dio dice: inculca nella testa del fanciullo la via che deve seguire, quando sarà grande non si dipartirà da esso. La parola di Dio deve essere al centro della casa, la preghiera deve essere al centro della vostra famiglia. Ci sono alcuni cristiani che non pregano neanche quando mangiano, neanche quando si mangia, per prendere cibo non preghi neanche. E poi sono cristiani. Alcuni si vergognano di farlo al ristorante.
di pregare perché magari il vicino ti vede, ma io mi vergognerei di altre cose, non mi vergognerei di fare una preghiera a voce anche alta, non mi vergogno di pregare a un ristorante. Anche se arriva il cameriere, aspetta e sta vedendo che sto pregando, perché io ringrazio il Signore per il cibo che mi ha dato e ringrazio il Signore perché questo cibo non mi possa fare del male. E alcuni cristiani neanche quello fanno. In alcune famiglie non si prega neanche più. Pensate, un pastore un giorno andò a casa di una famiglia di credenti che era nella chiesa, non sono io, quindi nessuno si prende pensiero, ma chi è, ma chi non è, non sono io. Andò a casa di una famiglia e gli servirono il dolce e gli servirono con una forchetta d'argento. Dopo un po' il pastore gli chiese: avete una Bibbia? Perché volevo leggervi un verso. Lui aveva la Bibbia, ma lo fece per vedere. Loro presero la Bibbia. Sì, pastore, come non abbiamo la Bibbia? Gli prese la Bibbia. Abbiamo la Bibbia. E loro presero la Bibbia, il pastore prese la Bibbia e lesse quel verso. E poi se ne andò a casa la sera. Mancava la forchetta. Non c'era più una forchetta d'argento. E allora a un certo punto, dopo un po', quasi 2 settimane, andiamola a chiedere al pastore, magari si è preso la forchetta involontariamente. Allora andarono dal pastore e gli dissero: pastore, involontariamente, magari, non volendo, non so, ti sei portato a casa per caso una forchetta d'argento? E lui disse: no, io l'ho lasciata in mezzo alla Bibbia. Erano 2 settimane che non aprivano la Bibbia. 2 settimane che non apriva la Bibbia. Ragazzi, non fate passare un giorno se non avete aperto la Bibbia e la leggete insieme. La sera, prima di andare a letto, pregate uno per l'altro, perché non sapete domani chi ci sarà ancora. Non vi auguro nessuno, ma la vita è breve, siete d'accordo oppure no? Sapete quanti si sono addormentati e poi la mattina non hanno più trovato il marito o la moglie vicino? La nostra vita è nelle mani di Dio e dobbiamo contare i nostri giorni. La scrittura dice: insegnaci a contare i nostri giorni. E questo vuol dire che io ogni giorno devo ringraziare il Signore per la moglie che mi ha dato. Da questo momento ringraziare il Signore: Signore, grazie per Daniela. E lei dirà: Signore, grazie per Alex. Non mi potevi dare di meglio. Non mi potevi dare di meglio. Ci saranno delle cose da aggiustare, da sistemare, sì, è certo. Però quello che voglio dirvi questa mattina ve lo dico per esperienza. Nessuno di voi è capace di cambiare l'altro. Mai potrebbe essere di poter cambiare o l'uno o l'altro. Ci sono dei difetti, non li cambierai. Ti posso assicurare che non li cambierete i vostri difetti. Sapete cosa potete fare? Potete pregare. Mia moglie fa così con il Signore. Perché dove dice mio marito non cambia, lo so che lui non è, allora prega. E poi vede che le cose cambiano. E lei ringrazia il Signore, non me l'ha neanche detto che voleva quello. Perché sa che se me lo diceva magari non l'avrei fatto. Pensate da dove arrivano le prediche questa mattina. Perché siamo uomini. Allora io ve lo dico per esperienza, ma questa mattina sono contento di sposare 2 giovani e mi auguro con tutto il cuore che possiate essere di testimonianza, che possiate frequentare la Chiesa. È quello che avevo detto a loro 2, vero? E stanno mantenendo la parola. Li vedo durante la settimana, impegni. So che a volte gli impegni anche di lavoro ci portano lontano, si prendono del tempo, ma se noi vogliamo servire il Signore, Lui ci farà trovare del tempo per poterlo fare. Servite il Signore, mettetelo al primo posto nella vostra casa. La vostra casa deve essere piantata sulla roccia. E allora, se lo vogliamo chiamare Signore, Signore, lo chiamiamo perché realmente Lui è il Signore della nostra vita. Lui è il Signore della nostra casa, Lui è il Signore della nostra famiglia. Amen. Adesso alzatevi in piedi perché passeremo al rito. Opla, scusatemi un attimo perché devo mettermi questa. Ok, perché in questo momento
Alleluia. Facciamo l'ufficiale di stato civile. Ok, vi leggerò gli articoli di legge. Articoli 143 del Codice Civile. Diritto e dovere reciproco dei coniugi. Come con il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco della fedeltà, dell'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e della coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione delle proprie sostanze, alle proprie capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. Ok, grazie. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147, e abbiamo finito questo. Dovere verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire e educare le prole, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ora, se vi tenete questo per favore e poi lo passate l'uno all'altro. Vuoi tu, Muresan Alexandru, accogliere come moglie, compagna e sorella in Cristo la qui presente Gangu Daniela? Prometti tu davanti a Dio di amarla, onorarla, accudirla ed essere per lei un marito fedele, impegnandoti di farla crescere nelle vie di Dio, di essere un padre affettuoso e premuroso con i figli che Dio vi vorrà donarvi ed istruirvi nelle vie di Dio? Sì. Ok. Avete sentito? Bene. Daniela Gangu. Vuoi tu accogliere come compagno, marito e fratello in Cristo il qui presente Muresan Alexandru? Prometti tu davanti a Dio di amarlo, onorarlo, accudirlo ed essere per lui una moglie fedele, impegnandoti di farlo crescere nelle vie di Dio, di essere una madre affettuosa e premurosa con i figli che Dio vi vorrà donarvi e istruirli nelle vie di Dio? Sì. Scambiatevi le fedi e insieme alle fedi vi scambiate le promesse di matrimonio. A voce alta fateli sentire perché vogliamo sentire, vero? Okay. Io, Alex, accolgo te, Daniela, come mia sposa e prometto davanti a Dio di essere al tuo fianco, per sempre, nella gioia e nel dolore, in salute e malattia, in ricchezza e povertà, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Prometto di essere per te un supporto spirituale, uno sposo come desidera il nostro Signore, affinché tu possa crescere nella fede ed insegnare ed insieme servire e onorare Dio. Wow. Devi infilargli l'anello. Ok, lo mette lei. Io, Daniela, accolgo te, Alex, come mio sposo e prometto davanti a Dio di essere al tuo fianco per sempre, nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà,
e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Prometto di essere per te una compagna ed una moglie, un supporto spirituale, una sposa come desidera il nostro Signore, affinché tu possa crescere nella fede ed insieme servire e onorare il nostro Dio. Volete dirvi qualcosa nella vostra lingua? A me piacerebbe sentire, dai. Capisci, no? Non importa, ma mi piace. Voglio vedervi. Come? Aspetta. Come? Te iubesc. Și eu te iubesc. Wow! Volete vedere che indovino cosa vi siete detti? Sapete indovinare cosa si sono detti? Come? Ti amo, che bello! Questo deve durare 100 anni. Ok? Va bene. Allora prendetevi per mano, datemi le vostre mani per favore. Alleluia. In qualità di ministro di culto, conferitomi dallo Stato civile italiano, ma soprattutto come pastore e servo di Dio, vi dichiaro marito e moglie. Ciò che Dio ha unito non osi l'uomo sciogliere. Potete fare un applauso? Allora, sposa, sposo, testimoni. Sposa e poi testifica di qua che di là, ok? Mi sposto. Ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni
generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te lui, è con te lui, al mattino, alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te lui, 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 è per te lui. Amen. Amen. Questo canto è un canto tratto dall'Antico Testamento che Dio dà la benedizione al suo popolo. Noi adesso non possiamo concludere se non pregare per loro. Allora io chiederei anche ai genitori di venire qui davanti, magari se potete mettere le vostre mani sui vostri figli, se ve la sentite, in modo che preghiamo. La Chiesa stessa vuole stendere le sue mani. Fratello Palmiro, vuoi venire tu qui a pregare per la benedizione sulla vita, su questi cari? Vi chiedo di chiudere i vostri occhi e di poter pregare, ringraziare il Signore per i loro genitori che fin qui li hanno sostenuti, li hanno portati avanti e adesso danno la loro benedizione affinché la loro famiglia possa crescere nelle vie di Dio. Alleluia, Signore. Alleluia a te, Signore. Signore, tu sei l'Iddio dei patti. Amen. Questo pomeriggio, Signore, c'è stato un patto. Lo hanno fatto, Signore, alla tua presenza. Signore, vogliamo ringraziarti per questo, per questa presa di posizione, Signore, davanti a te. Sì, Signore. Signore, sappiamo che tu onori chi ti onora. Sappiamo, Signore, e l'abbiamo sperimentato nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Per quanti, Signore, hanno creduto in te, l'hanno sperimentato, Signore, che tu sei un Dio che mantiene la fedeltà. E tu hai promesso, Signore, questa è una promessa che tu hai fatto, e l'hai fatta per ciascuno che crede in te, per i tuoi figli in modo particolare, e loro sono tuoi figli, Signore. Signore, veramente, di questa benedizione, di questa promessa che tu hai fatto, chiediamo che il tuo Santo Spirito in questo momento veramente sia su Alex, su Daniela, Signore, sulla famiglia, sul futuro loro, Signore, perché il loro futuro è nelle tue mani. E Signore, che bello sapere, che gioia e che sicurezza, Signore, sapere che il futuro nostro Alleluia. è nelle tue mani. Amen. Signore, grazie per quanto è stato predicato quest'oggi. Alleluia. Grazie per la tua presenza, Signore, perché hai onorato questo momento, Signore, Alleluia. come lo farai anche dopo, quando andremo, Signore, nella felicità, nella gioia, perché vogliamo vivere questi giorni, questo momento in particolare, nella gioia, perché siamo tuoi figli. Signore, nel nome di Gesù tutto questo, grazie Padre. Amen. Amen. Grazie, se volete girarvi, così vi presento la nuova famiglia, i coniugi Daniela e Alexander Murasan.
Potete salutare gli sposi. Sì, potete baciarli, certo, potete venire a baciarli.